Marciana di Cascina si festeggiano i 100 anni della CIM Marcianese 1911, società storica del ciclismo toscano, società che quest'anno ha voluto festeggiare questo centenario davvero in grande stile. Inizio con, per quanto riguarda la CIM Marcianese 1911, con la Pisa Livorno, dopodiché il Giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini, il ciclo pellegrinaggio fino a Roma per raggiungere il Santo Padre e poi tra qualche giorno il Giro delle due province per Elite ed Under 23, un festeggiamento in grande stile che coincide con i 1000 anni del Chiesino di San Miniato in Marciana Minore, insomma una grande occasione per riscoprire questa borgata alle porte di Cascina, davvero un grande spirito associativo che contraddistingue soltanto i piccoli paesi e che qui a Marciana trova davvero uno sbocco importante. Andiamo quindi ad ascoltare i numerosi ospiti e tutti coloro che hanno partecipato a questa bella serata per festeggiare la CIM Marcianese 1911. Giacomo Bacci, vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana del Comitato Regionale Toscano. Festeggiamo una squadra, la CIM Marcianese 1911, davvero un orgoglio per il Comitato Regionale, se si pensa solo, anche solo a pensare a ciò che è questa squadra dal punto di vista organizzativo. Davvero tante manifestazioni anche quest'anno in calendario. Credo proprio di sì, tu abbia centrato l'obiettivo, una società importante, una società che raggiunge 100 anni, è un obiettivo importante ma è un orgoglio anche per i dirigenti toscani di sapere di avere una continuità così importante, quindi vuol dire che c'è l'entusiasmo, vuol dire che c'è la volontà di proseguire per far sì che il nostro ciclismo abbia sempre spazio e trovi sempre, laddove è possibile, queste società per poter poi continuare la propria attività. Una società con una formazione amatoriale ma che guarda i giovani. Pisa Livorno, Giro delle Province Toscane, Giro delle due province, sono tre perle del ciclismo toscano. È vero perché puntiamo moltissimo all'attività giovanile e quello che si prefigge il Comitato Regionale Toscano si è sempre prefisso il Comitato Regionale Toscano e credo che l'attenzione debba essere rivolta a questo perché i giovani sono il futuro, quindi se oggi abbiamo avuto la fortuna di vedere per la seconda volta Visconti vincere il campionato tricolore, questo è sì, oggi giustamente e poi anche per la terza volta, diciamo con 2 anni consecutivi, vuol dire che in questa terra si fa del buon ciclismo, vuol dire che sappiamo trattare gli atleti nella maniera opportuna, quindi io dico largo ai giovani, quindi hanno trovato fertilità nel terreno nostro questi ragazzi, sono cresciuti e oggi ci danno queste bellissime soddisfazioni. Senti Giacomo, un'idea della CIM Marcianese, quella maglia che tanto è piaciuta al Giro delle Province Toscane che richiama ad un impegno importante, quello del Mondiale nel 2013. Toscana iridata 2013 titolava la maglia con i colori della bandiera iridata sullo sfondo della regione toscana e quella è stata davvero il simbolo e un lancio verso un appuntamento importante come quello dei Mondiali. È quello che diciamo a tutti, cercate in qualche modo di propagandare il più possibile il 2013 perché la Toscana si merita questo e quindi io credo che la CIM Marcianese abbia fatto una cosa molto importante e qui devo ringraziare tutti i suoi dirigenti, in primis l'amico Claudio De Angeli che sicuramente è stato uno degli ideatori di questa cosa e che propaganda in questo modo il 2013 quello che noi vogliamo, quello che noi pretendiamo di poter fare anche per il futuro, perché così arrivare a quell'evento importante credo che sia il coronamento di tutto quel lavoro che i nostri dirigenti di società, di associazioni, di quant'altro ci hanno fatto e sono vicini a noi e così possono essere in qualche modo ricompensati. Commendatore Ferdinando Ciampi, presidente del Comitato dei Festeggiamenti per i 100 anni della CIM Marcianese e per i 1000 anni del Chiesino di San Miniato in Marciana Minore. Una bella festa per festeggiare 100 anni di sport e 1000 anni di storia di questa piccola borgata ma davvero tanto attiva e con tanto da raccontare. Sono feste eccezionali, sono feste che riuniscono un paese intero perché praticamente
poche persone possano intanto stabilire l'esatta data di una chiesa, che c'è una pergamena del 6 giugno del 1011 che la ricorda per la prima volta, e quindi questa è stata una grossa manifestazione con il ciclo pellegrinaggio che siamo andati a Roma praticamente dal Papa e abbiamo consegnato a lui la maglia del centenario. E poi 100 anni della Cimmarcianese, che io sento in maniera particolare perché già allora io ho organizzato il 50° anniversario del Giro delle 2 province e ora il centenario. Una festa eccezionale grazie a tutti, anche a voi, al popolo di Marciana, alle autorità ciclistiche, ma come ho detto prima nell'altro intervento, un ringraziamento particolare voglio fare al Presidente della Repubblica che ci ha inviato una medaglia di bronzo eccezionale, addirittura autografata da lui. Ferdinando, hai parlato del pellegrinaggio, del ciclo pellegrinaggio in Città del Vaticano per andare a consegnare questa maglia della Cimmarcianese 1911 che festeggia i 100 anni di questa società al Santo Padre. In quell'occasione avete trovato davvero tanta accoglienza dai paesi e dalle strade che avete attraversato. Ma senta, abbiamo fatto una grande fotografia il lunedì davanti al comune di Cascina con tutti i ciclisti che stavano partendo. Poi con tappe particolari in ogni comune che ci fermavamo eravamo ricevuti dai sindaci dei comuni stessi. Una tappa significativa è stata praticamente andare a trovare una suora che è stata la suora dell'asilio di noi ragazzi a Marciana che aveva più di 94 anni. Dopodiché addirittura a Roma la polizia stradale, la polizia municipale ha scortato i ciclisti per le strade di Roma a sirene spiegate. È stata una cosa incredibile, ma soprattutto poi l'udienza del Papa, perché insomma l'udienza del Papa alla quale vorremmo tutti partecipare una volta nella vita, e siamo riusciti a portare la maglia appunto della Cimmarcianese insieme alla medaglia che abbiamo coniato per i 1000 anni della Chiesa a Sua Santità. È stata una soddisfazione enorme. Spero che il popolo marcianese, i ciclisti, le persone che ci sono vicine siano contente perché sforzi li abbiamo fatti, ma non li facciamo per noi, gli sforzi li facciamo per voi, per il popolo, per le persone, per lo sport e per la Chiesa. Sergio Casarosa, presidente della Cimmarcianese 1911, essere presidente di una società nell'anno in cui si festeggiano i 100 anni di attività, in un paese come quello di Marciana, dove si festeggiano anche i 1000 anni del chiesino di San Miniato in Marciana Minore, è un onore e penso anche un bell'impegno. Io credo che solo a Marciana poteva succedere un fatto del genere, in 1000 anni e 100 anni. Veramente è un avvenimento unico che noi cerchiamo e abbiamo cercato fino ad oggi di festeggiare nel miglior modo possibile, dal ciclo amatori a Roma, dalla visita al Santo Padre, dalla cena di questa sera che voi avete visto è stata veramente una chicca che a noi teniamo particolarmente. Il Paese si è visto che risponde a questo e per noi è importantissimo. La cosa altrettanto importante è che il Paese possa seguirci anche dopo, quando finiti i 100 anni cominceranno i 101, i 102, i 103, con la speranza che gente più giovane del sottoscritto riescano in qualche modo a dare una mano, a subentrare a noi, perché noi saremo sempre di supporto, ma gli anni purtroppo passano per tutti. Però in questo momento, ecco, io devo solo ringraziare tutto il Paese, perché il Paese al quale tengo particolarmente è un Paese eccezionale. È eccezionale perché nel momento in cui, al di là delle polemiche, come ho potuto dire in precedenza, le polemiche ci sono, ma quando è il momento di riunirci per un qualcosa di importante siamo tutti uniti, e questo solo nei paesi si può fare e solo a Marciana. Ecco Sergio, parliamo di anni di cifre tonde, 100 anni dell'Associazione Ciclistica Marcianese, 1000 anni del chiesino di San Miniato in Marciana Minore, 70 anni del Giro delle 2 province che si disputerà sabato 2 luglio. Un appuntamento importante perché questa corsa è la storia della Marcianese. Ma diciamo siamo una delle poche società italiane che possono vantare questo palmarès, per cui noi ci teniamo particolarmente. Siamo seguiti, onestamente devo dirlo, da
da tutti, dalle amministrazioni comunali, dalla parte diciamo culturale, politica, associativa, militare, ecco, tutti veramente si sono prestati, questo devo dirlo e ringraziarli pubblicamente, perché questo avvenimento rimanga nella storia. Io devo nuovamente, a volte sono anche, diciamo, mi ripeto, però il ringraziamento a questa gente è illimitato. Solo grazie a loro riusciamo a poter fare questa grande manifestazione che speriamo che abbia il seguito che deve avere, con tanto pubblico naturalmente alla corsa. Poi da ricordare che il venerdì sera c'è una cena sociale alla quale non so come faremo, ci sono delle adesioni che stanno arrivando non solo a Marciano ma anche da altre parti, evidentemente credono anche in questo gruppo che in qualche modo, con degli errori che sono umanamente accettabili, sta veramente procedendo bene. Non per me che sono l'ultimo arrivato, ma quantomeno per i miei collaboratori che sono anni che stanno lavorando a pieno titolo e che ringrazio anche loro pubblicamente. Io, torno a dire, sono il presidente cosiddetto last minute, per cui io faccio poco testo, però una cosa è certa, l'impegno c'è, la volontà c'è e l'entusiasmo c'è. In questo modo andremo molto avanti. Bene, a questo punto non ci resta che rinnovare l'appuntamento venerdì 1° luglio per la cena sociale a Marciana, diciamo in piazza a Marciana, poi il 2 luglio al Giro delle Due Province 70ª edizione e poi così via verso il 101° anno della CIM marcianese. Perfetto, grazie anche a voi della vostra collaborazione, siete sempre stati molto preziosi, noi vi seguiamo e naturalmente vi aspettiamo ovviamente il 2. Claudio De Angeli ha firmato questo anno del centenario della CIM marcianese con 3 perle. Quella della Pisa-Livorno, quella del Giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini e quella che avremo tra una settimana, che è il Giro delle Due Province qui proprio a Marciana, alle quali aggiungiamo il ciclo pellegrinaggio a Roma. Una stagione importante che firma davvero alla grande i 100 anni della Marcianese 1911. Sì, siamo quasi alla fine di un lungo cammino iniziato qualche mese fa. Siamo passati attraverso le manifestazioni che hai indicato, stasera abbiamo festeggiato con un sacco di gente la serata di gala dei 100 anni della Marcianese. Ci resta ancora un obiettivo che è il Giro delle Due Province, la gara clou della stagione, perché al di là di quello che abbiamo fatto questa manifestazione è la storia della Marcianese. Personalmente sono soddisfatto, abbiamo superato tanti ostacoli, abbiamo tanti ostacoli ancora davanti, però la forza, la passione, la voglia, il sacrificio, la determinazione che un po' tutti abbiamo, credo che ci porteranno a fare anche un bel Giro delle Due Province. Poi viene il dopo sarà motivo di grossa riflessione, perché è sempre più difficile fare le manifestazioni, è sempre più difficile trovare all'interno di noi stessi la voglia e la volontà di andare avanti, perché il ciclismo è un grandissimo sport ma che richiede tanto tempo. Tempo ce n'è sempre meno. Vediamo, la soddisfazione per ora è talmente tanta che riusciamo ad arrivare a pieno regime a tutti i giri fino al Giro delle Due Province. Vediamo, il resto vediamo. Claudio ha parlato di trovare la motivazione all'interno di voi stessi, però credo che la motivazione si trova anche con le persone che si hanno a fianco e credo che in questo anno del centenario sono tante le persone che vi sono state a fianco e credo che il gruppo di lavoro che ha firmato queste perle organizzative sia un gruppo di lavoro forte e che nonostante magari per alcune manifestazioni sia ancora giovane, però ha mostrato davvero di saper fare le cose e di saperle fare nel migliore dei modi. Sono d'accordo e ti ringrazio di averlo detto, perché è così. Noi abbiamo un bel gruppo, dalla Pisa-Livorno al Giro delle Province Toscane, Memorial Ballerini, al Giro delle Due Province riusciamo a mettere in campo una buona organizzazione. Ci sono tanti service bravi che ci aiutano, abbiamo un contorno di persone, di collaboratori all'altezza, possiamo proporci, resta il fatto che comunque alla fine a me va bene fare la locomotiva, so di avere dietro dei vagoni che mi seguono
nelle condizioni migliori, anzi mi spingono se a volte vado piano, però la pausa di riflessione resterà comunque, perché noi vogliamo dare una bella immagine di noi stessi. Per darla ci vuole tempo e pazienza. Vediamo perché quello che abbiamo fatto è stato bello, quello che faremo lo sarà altrettanto, però io e i miei collaboratori ci dobbiamo ritrovare, dobbiamo vedere se dobbiamo andare avanti e in che modo soprattutto, perché il ciclismo oggi ti guarda in faccia, io brutte figure non ne voglio fare, leggo, sento e vedo degli obbrobri organizzativi che sono un po' una cosa brutta a sentire e a vedere. Noi questo non li facciamo, se ci accorgiamo che non le sappiamo fare una cosa non la facciamo tanto per farla. Voi siete stati testimoni delle nostre manifestazioni, voi mi conoscete, sapete come sono, o le cose si fanno per bene o non si fanno, e per farle per bene, ragazzi, ci vuole sacrificio. Io ti ho rilasciato un'intervista al termine del Giro delle Province Toscane, qualcuno l'avrà sentita. Noi dobbiamo trovare aiuti, ragazzi, perché così non si va avanti. Qui quelli che vengono alle feste, alle presentazioni, non devono solo dire va tutto bene, qui c'è un sacco di problemi. Quindi aiutateci, ragazzi, perché qualcuno poi lo lasciate per strada, e lasciarli per strada poi il ciclismo perde, secondo me. Quindi grazie di tutto quello che avete detto, quello che avete fatto, però occorrerà arrivare un giorno, fermarci e guardarci in faccia, e chi sente queste interviste è che deve girare a canale lasciando perdere quello che ha sentito. Questi sono dei gridi di allarme, e quando uno sente un grido d'allarme fa una riunione, telefona e raduna un po' di società, così forse dai problemi ci leviamo, perché sennò le feste come stasera non si fanno più. Claudio, io proprio in quell'intervista ho definito realtà come la Cima Marcianese specie in via d'estinzione. Il ciclismo ha bisogno della Cima Marcianese 1911, ha bisogno di te e dei tuoi uomini. E per far questo ci vuole la collaborazione di tutti, ci vuole la collaborazione delle istituzioni, della federazione e di tutti coloro che amano davvero questo sport. Io credo che per il prossimo anno, se riuscirete a trovare le forze, dovrà essere davvero un connubio di forze, perché dobbiamo fare qualcosa, e lo dobbiamo fare non per il bene di De Angeli o della Cima Marcianese, ma per il bene del ciclismo. Hai detto tutto te, Stefano, sono perfettamente d'accordo. Andiamo incontro a una realtà non facile. L'appello che faccio agli enti del ciclismo, attenzione, non mi riferisco agli enti alle amministrazioni locali, agli enti del ciclismo: fermiamoci un attimo, ragioniamoci e guardiamoci in faccia, vediamo quello che riusciamo a fare, perché è sempre più difficile andare avanti, e il grido d'allarme va ascoltato, ragazzi, perché se si smette, smettono anche altri, e poi è brutto, diventa veramente uno sport di Serie B, non ne vale la pena. Bene, però prima di fermarci abbiamo da fare un'ultima corsa, un ultimo sprint, abbiamo da fare il termine di Buti per lanciarci verso il traguardo di Marciana. Appuntamento al Giro delle Due Province per sabato 2 luglio. Appuntamento a tutti, sabato 2 luglio, c'è un sacco di iscritti, spero un sacco di partenti, spero una bella giornata, sarà una bella corsa, festeggeremo degnamente il centenario di questa grande società.